Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Pubblicità. Piccolo spazio pubblicità. Buongiorno Alessandra, Pop Economia Rumore, ricordo subito il numero per interagire con noi su WhatsApp 340 670 9659. A te la linea Alessandra. Grazie Natalia, è martedì 19 maggio, sì, io sono sempre Alessandra Mori, qui con voi su Radio Libertà Pop Economia Rumore, piccolo spazio pubblicità e tante bollicine, sempre il nostro Vasco Rossi qui su Radio Libertà, sulle nostre frequenze, l'indomito Vasco, un pezzo che ho fatto metter su oggi da Natalia versus i predatori di energia. Contro chi tutti i giorni ci salassa con le bollette più care di sempre e con i costi che sono sempre più alle stelle. Volete nomi e cognomi? Ma certo, non ci sottraiamo, li facciamo. Al primo posto la guerra, al secondo le speculazioni, al terzo l'Europa e ancora, vi diciamo strada facendo, vi do una notizia. L'Italia è tra i 27 paesi UE e è quello che paga di più l'elettricità. E c'è qualcuno che sopra le bollicine, per tornare al nostro Vasco, l'incipit della nostra trasmissione, vede e intravede una bolla. Lui si chiama Joseph Stiglitz ed è un premio Nobel. Dice così: i mercati azionari USA sono trainati dalla rivoluzione tecnologica, mentre tutto intorno, i segnali nell'economia reale, sono deboli. Ha ragione o no questo premio Nobel? Beh, lo chiedo subito al nostro esperto di borse e mercati, la sua fantastica rubrica si chiama Panino e Listino, scorretela, è davvero fortissima. Lui è Buddy Fox ed è con noi anche oggi, lo aveva promesso, è qui, è in linea. Buddy, ci sei? Promessa mantenuta, sono qua. Tra l'altro hai messo una delle mie canzoni preferite di Vasco. Erano gli anni '80, il periodo di Panino e Listino in borsa. Oh Buddy, ma ci leggiamo proprio nel pensiero ormai, sto diventando un po' veggente come te, ma proprio poco, non al tuo livello, ma ci provo. Beh, allora Buddy, tu che sei ai piani alti, perché tu narri e fai le cose di borsa, no? Sei proprio su, ai piani nobili. Ti dico subito, scendi a terra, pigia piano terra, perché qui con i piedi ben saldi, piantati a terra, ti anticipo, trovi un tuo maestro, un maestro un po' di tutti, che con la sua competenza e la sua grande saggezza e il suo spietato realismo ci dirà la verità. Lui è Nino Sunzeri, la verità è panorama. Caro Nino, come stai? Ciao Alessandra, bene, grazie di avermi messo insieme a Buddy. Quindi è sempre un piacere stare tutti insieme. Grazie di avermi messo insieme a Buddy. Hai sentito Nino, Buddy? Cosa vuoi rispondere? È un sogno che si realizza. Io invidio Nino perché lui ha vissuto la borsa Panino Listino e io l'ho letta quando la raccontava. Maestro Sunzeri, e qui c'è da tremare. E allora dimostra tra luci anche e tante ombre, allora ti chiedo subito, Nino, Buddy e poi Nino, ma
queste borse come stanno andando, Badi? Stanno volando? Perché sì, l'altro giorno, martedì, riprendiamo un po' il filo, Nino era assente ma lo riprendiamo e subito lo coglierà al volo. Le borse, tu ci dicevi, beh, il mercato digitale sta trainando, se le borse volano è grazie al mercato digitale. E però io ho letto non a caso questa segnalazione di Stiglitz, questo economista, premio Nobel, no? Che dice, attenzione perché c'è questa bolla e la distanza tra su e giù, piano alto e piano basso, quindi tra la borsa e l'economia reale, e questa digitalizzazione, questa rivoluzione tecnologica, beh, la paghiamo noi, la paga l'economia reale, su questo io non ho dubbi, devo dire. Ma noi qui, fin quando dobbiamo piangere, questo poi lo chiederò a Nino, e subito tu, le borse come stanno andando? Allora, pensando a Stiglitz, ti faccio la citazione di un altro premio Nobel che era Samuelson, che diceva che le borse, che Wall Street ha previsto 9 delle ultime 6 recessioni. Cosa vuol dire? Che è capitato in una statistica 9 volte su 6 che le borse sono cadute pensando che ci sarebbe stata una recessione e poi c'era solo uno spavento, la recessione non è stata. Questo per dire che Stiglitz è sicuramente un luminare, un super professore, appunto premio Nobel, grande in economia, ma in borsa secondo me ci capisce poco, come tutti gli economisti, perché, e ti farò un altro esempio, le borse si muovono su altre dinamiche che non sono quelle delle differenze tra tanti sempre più poveri e tanti sempre più ricchi che ci sono, ma questi sono i guai del capitalismo, che ha tantissimi pregi ma anche molti difetti, cioè quello di creare differenze tra classi e crescere sempre sul debito. L'esempio che ti voglio fare è quello di proprio la settimana scorsa, quando c'è stato il mega evento, il grande incontro tra Xi Jinping e Trump, con tutti gli occhi del mondo, tutti gli occhi dei media puntati su questo grande incontro. Chissà se faranno la pace, chissà se troveranno degli accordi. E nello stesso momento c'era un grandissimo gestore, poco conosciuto al grande pubblico, che si chiama Ron Baron, che però ha un fondo che inizialmente, quando è partito negli anni '80, era dotato di 10 milioni di dollari, che sono tantissimi, ma oggi ne gestisce 50 miliardi di dollari. Fanno Immaginate paura che queste cifra. cifre, Badi, fanno Esatto. paura. Bene, sapete di cosa, in un'intervista, sapete di cosa parlava questo gestore? Non parlava assolutamente, non parlava né di ricchi, né di poveri, né di economia, né dell'incontro tra Xi e Trump, ma lui si godeva il suo momento perché parlava della futura quotazione di SpaceX che gli avrebbe permesso di guadagnare altri miliardi con più zeri. E questo cosa vuol dire per la borsa? Vuol dire che entrerà un'altra star a Wall Street, che è SpaceX, che è l'azienda spaziale di Elon Musk e di Tesla, che sarà seguita poi in futuro dall'entrata sul mercato di OpenAI, che è l'azienda che rappresenta l'intelligenza artificiale insieme a Anthropic, di un mondo che è in costruzione e che è appena all'inizio e che porterà la borsa sempre ancora più su, e quindi nuova ricchezza. E la recessione di Stiglitz arriverà, ma non presto come immagina lui. Come lui ha preconizzato. Quindi, Badi, tu mi stai dicendo che la borsa sta volando contro ogni aspettativa. Quindi le borse vanno a gonfie vele. Questo non succedeva da quale anno? Perché io qui ho una data, anche un vecchio tuo pezzo mi sono ritrovata, anni 2000, mi sbaglio? Giustissimo, e poi lo racconterà sicuramente meglio di me Nino, che avrà un po' Annunciacelo tu e poi tutta la parola a Nino. Di emozione. La cosa curiosa di questo record è che Piazza Affari ritorna ai livelli del 2000, 6 marzo del 2000, mi pare fosse la data esatta. Ma non c'era il centrodestra nel 2000, chi c'era nel 2000 esatto. a governare? Non mi ricordo ci fosse Giorgia Meloni. Esatto, la cosa curiosa è proprio questo, cioè che il record raggiunto dal primo governo di sinistra, cioè la D'Alema, al momento, è stato recuperato, quel livello record, dal primo governo di destra. E la cosa ancora più curiosa è che nel settembre del 2022, quando
ha vinto le elezioni Giorgia Meloni ed è andata al governo appunto il centrodestra o destra, come lo volete chiamare. Secondo gli economisti come Stiglitz, secondo molti analisti di borsa, sarebbe stato l'inizio di un periodo terrificante con l'Italia che avrebbe rischiato addirittura un nuovo default. Invece l'indice, che in quel momento era un livello basso, cioè di 20.000, oggi è più che raddoppiato, e non solo è più che raddoppiato, è tornato ai livelli record del 2000. Aggiungo un'altra cosa che è una curiosità, e poi lascio la parola a voi, che in quel settembre del 2022 in Inghilterra c'era un inizio di una grave crisi con il governo di Liz Truss, che si diceva che anche l'Inghilterra con i livelli dei rendimenti dei bond stavano salendo, e siccome l'Inghilterra ha un grave debito si creava un problema fiscale. È una situazione molto simile a oggi, perché adesso c'è Starmer che rischia, e anche oggi i rendimenti dei titoli di Stato inglesi stanno andando a rischio. La differenza sta nel giudizio degli analisti, che 4 anni fa dicevano no, è un rischio investire sull'Italia perché con la Meloni si rischia il default. Oggi che l'indice vale più del doppio, invece dicono no, probabilmente andremo su nuovi record. E questo è il grave errore che fanno molti risparmiatori, cioè di comprare quando si va su invece di comprare quando i prezzi sono bassi. E allora, ora ci torniamo in Inghilterra, perché mi ricordo molto bene che martedì ci siamo lasciati dicendo attenzione, ci hai detto tu, guardate cosa succede in Inghilterra, ce lo hai già quasi detto e non detto, ma ora ci ritorniamo. Nino Sunseri, hai sentito Buddy? E l'indice è più che raddoppiato, quindi investire qui in fondo non è poi tanto male. Cosa significa? Traducicelo un po' nell'economia reale. E ora Nino ho tante cose da chiederti, da quella lettera che Giorgia Meloni ha cominciato a scrivere e ha già scritto, già inviata, cara Ursula, puntini puntini. Prima vorrei un commento su quanto ci ha detto Buddy. Ma guarda, il commento che ha detto Buddy sono totalmente d'accordo, e mi posso permettere, a proposito della incompetenza dei grandi economisti, che Maynard Keynes, il più grande economista di questo secolo, in borsa ha notoriamente perso un sacco di soldi, e quindi, come dire, quello che dicono gli economisti con i mercati e con la borsa non sempre, come dire, e ci dai una notizia, Nino, perché non tutti sanno che Keynes ha perso in borsa, ce lo immaginiamo noi Keynes a perdere in borsa? Questa è davvero una notizia bella, curiosa, simpatica, che ci fa immaginare Keynes che gioca in borsa e ci perde. Beh, insomma, come dire, anche lui era un investitore ed era convinto, ovviamente, data la sua sapienza, di avere in mano conoscenze eccezionali, ma notoriamente ha preso tantissimi soldi. Quindi fra gli economisti, anche i più grandi di tutti, come Keynes, e i mercati, come dire, non sempre c'è un dialogo che funziona. Detto questo, guarda, le borse volano, ci dice Buddy, le borse stanno volando contro tutti i gufi e contro tutte le previsioni che non sono state poi reali. È così? Ma sai, rispetto al 2000, allora io non vorrei fare il signore anziano, anche se notoriamente lo sono. Nino, sei maestro, punto, non ci sono tante cose poi da aggiungere. Maestro non significa poi essere tanto anziano. Maestro, prego. Quando io ho cominciato a occuparmi di borsa tanti anni fa, appunto, quindi ne sai più di tutti. Sì, c'era la borsa gridata, era tutto molto coreografico, ma nella sostanza era una piccola bisca fatta dagli agenti di cambio, le banche stavano fuori dal mercato, non c'erano i fondi di investimento, non c'erano i fondi di pensione, quelli ci sono poco anche adesso, non c'erano le società di investimento e le SGR, e quindi tutti gli esami e le analisi di mercato. Io mi ricordo che uno dei pochissimi che lo faceva
era l'Euromobiliare guidata da Guido Roberto Vitale e io stavo a Repubblica, e la prima volta che me ne presi in mano, riuscì a ottenerne una, la scrissi sul giornale e mi telefonò Guido Roberto dicendo: dottor Sulzeri, ma se lei mi pubblica queste cose io non lavoro più, non c'è più ragione, perché i miei... Che bello, Nino, il giornalismo onesto, intellettualmente, quello libero, quello che sa dove mirare. Bella questa cosa, questo aneddoto. E tu che cosa dicesti allora? Come andò? Andò niente, che era il collocamento della Iaco Rossi, che non andò perché quel pezzo lì, sulla base delle analisi che avevo, la Iaco Rossi non era un titolo da quotare, e infatti la Iaco Rossi non fu quotata. Tutto questo per dire che in questo mezzo secolo è cambiato tutto, e che quindi i mercati finanziari e la borsa in particolare hanno assunto una centralità nel panorama economico e finanziario globale che una volta non avevano. E questo ti spiega anche l'attenzione che oggi c'è su questi mercati che una volta non esistevano. E Baddi ci dice, Nino, non accadeva dal 2000 e il governo era quello di D'Alema. Tu lo ricorderai benissimo, lo sai benissimo. Sì, ma quella lì era una bolla tirata dalla scoperta di Internet. Finché, per cui c'erano titoli che adesso nessuno se ne ricorda più, come Filmatica, che valeva più di Generali, Tiscali, cioè, questo dico per restare sul mercato italiano, Yaol a Wall Street, e poi si scoprì da un giorno all'altro che tutti questi facevano grandi numeri ma non guadagnavano assolutamente niente. Era il miracolo della Seat, cioè bastava che tu mettessi un .com dietro accanto al brand della società e i titoli salivano come. Dopodiché si è scoperto che dietro non c'era niente. C'è stata una lunga gestazione, poi i migliori sono sopravvissuti: Amazon, Google, Apple per altri versi. Cioè poi Internet è diventato un affare per pochi, ma comunque le società che stavano lì hanno cominciato a guadagnare. Nel 2000 si scoprì di botto che non in Italia fu quotata Ebiscom a valori da spavento. Ricordo una copertina di Capital in cui il gruppo di fondatori di Ebiscom veniva classificata come i nuovi ricchi. Tutto questo è scomparso. Chiaro l'esempio, chiaro il discorso. Tutto questo fa pensare, riporta a quello che tu ci spieghi sempre, che ci stai cercando di spiegare adesso, no? Quindi ora è tutto diverso e quindi mi stai dicendo, e chiamo in campo anche Baddi, che la rivoluzione digitale, quella di cui ci parla, ci racconta sempre Baddi, sta a Internet di un tempo. Non è così oggi? Chiedi a me? Sì, chiedo a te. Sì. Allora, innanzitutto fammi aprire una parentesi: gli aneddoti di Nino mi fanno sempre impazzire, e ti ha detto una cosa che è praticamente una lezione di investimento sui mercati, cioè quando il capo di Euromobiliare l'ha chiamato, che gli ha detto se tu pubblichi questa cosa io non posso lavorare, è praticamente la spiegazione che le informazioni hanno un enorme valore quando sono in possesso di pochi, perché quando ci sono pochi occhi su una cosa c'è tanto rendimento, quando ci sono tanti occhi su una cosa il rendimento cala.
Detto questo, siamo alla seconda parte del fenomeno della rete, cioè inteso come sviluppo delle tecnologie, sviluppo di internet, che è quella poi della costruzione della second life, cioè del mondo in cui La vivremo seconda con vita, la second life, la famosa second life, ne abbiamo sentito parlare Esatto. tante volte, no? Cerchiamo di divulgare questo in maniera anche più pop, no? La second life Sì. a chi ci ascolta. Possiamo riassumerlo, anche sintetizzarlo con un esempio proprio pragmatico, pratico sul mercato. Quando è partita la prima bolla internet nel 2000, il settore apripista sono stati i semiconduttori, che erano praticamente l'organo principale dello sviluppo di internet. Oggi che siamo nella seconda rivoluzione, che è quella dell'intelligenza artificiale, ripartiamo sempre dai semiconduttori, che sono il cuore pulsante che danno vita all'intelligenza artificiale, e questi stanno già correndo in borsa. Pensiamo a un titolo di casa nostra come STM, che è un'azienda italo-francese, e poi, come è stato per internet, ci saranno tutti gli altri settori che saranno da accessori all'intelligenza artificiale. Quindi noi siamo solo all'inizio di quella che possiamo chiamare seconda bolla internet, perché anche in questo caso qui si formerà una bolla, perché tanti saranno ingolositi dall'investire, anche chi, come dici tu, sta ai piani bassi di questo edificio, e purtroppo gli ultimi che arriveranno, che hanno le informazioni per ultimo e sono ingolositi, saranno quelli che prenderanno gli ultimi biglietti per la festa. Però purtroppo per loro, mi dispiace per loro, si entra alla festa quando gli alcolici sono già finiti, quando le torte e i tramezzini sono stati già mangiati, si arriva che c'è ben poco Tavolo vuoto, Badi, tavolo vuoto. Sì. Allora, Sì. pochi occhi su una cosa, mi è piaciuta molto questa frase che hai detta. La puoi ripetere? Quando ci sono pochi occhi su una cosa, il rendimento è? Allora, io faccio sempre, perché io ho 2 cani, faccio sempre l'esempio, e il cane adesso è un animale domestico molto diffuso. Andiamo con Immaginiamo l'esempio veloce, sono le 16:23. Sì. Andiamo. Allora, 2 ciotole di uguale misura con lo stesso cibo dentro. Se in una ciotola vanno a mangiare 20 cani, mangeranno tutti, ma mangeranno poco di ognuno. Se nell'altra ciotola mangiano 2 cani, mangeranno entrambi e mangeranno molto di più. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se l'informazione importante, che ha valore, è in mano a tante persone, il rendimento diminuisce per ognuno. Se questa informazione, questa conoscenza, diciamo, ed è di valore, è in mano a pochissime persone, questi hanno un potenziale di rendimento enorme, perché sono i primi a conoscerla, e il prezzo è ancora basso. Ed è un esempio molto chiaro, almeno a me sembra molto chiaro. Vediamo un po' cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e ascoltatori, spero che ci stanno sentendo e ascoltando in tanti. Nino, ascolta, sono le 16:24, 2 cose voglio chiederti importanti. Cara Ursula, è una lettera che Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen e dice così, io lo spiego proprio così, terra a terra, perché io sono sempre a terra e mi voglio mantenere con i piedi per terra e al piano basso. Dice così Giorgia Meloni: scorporiamo l'energia dal patto di stabilità, ce la facciamo? In sostanza è questo. Le scrive e Giorgetti le chiede, Giorgetti dice, rafforza questo messaggio dicendo: ma in fondo è da mesi che trattiamo, è da mesi che lo chiediamo. Cioè, in sostanza, Giorgia Meloni, la Premier, chiede flessibilità sull'energia. E poi la notizia di oggi, tu la sai benissimo Nino, è la spesa del riarmo. C'è una mozione in Senato che è la spesa per la difesa, cioè il governo frena sul 5% della NATO perché dice l'obiettivo è irrealistico. Non so adesso chi glielo spiega a Trump questo concettino. Ecco, vorrei 2 commenti, 2 note su questa cosa che ho detto che è parte di un discorso unico, credo. Sì, guarda, se mi permetti soltanto una piccola osservazione a quello che diceva Badi, certo. che la differenza fra prima e ora è il grandissimo investimento politico che i governi, tutti i governi, hanno fatto sui mercati finanziari, che una volta non c'era. E questo qui è per cui i mercati non possono scendere più di tanto, perché dopo un certo punto intervengono le autorità di controllo, intervengono
intervengono le banche centrali e fermano il ribasso. E questo l'abbiamo visto, d'altronde Buddy che si è inventato Hotel California, e quindi mi limito semplicemente a ripetere Hotel California, meraviglioso. quello che, E quindi, quello che dice lui. Per cui questo discorso questo discorso ci riporta alla domanda che tu mi hai fatto. Cioè, i bilanci statali non reggono, ma non regge quello italiano, non regge quello americano, non ne regge nessuno. Cioè, bisogna trovare un metodo per spostare le spese dal settore pubblico al settore privato. Questo significa innanzitutto la spesa pensionistica. Già sento l'eco, ma è inevitabile che sul lungo periodo, pur con tutte le resistenze, una crescita dei fondi pensione del secondo pilastro. I governi non possono, ma ripeto, non quello italiano, tutto il mondo. Tutti. Io avevo fatto un pezzo dicendo appunto il debito pubblico americano, il debito pubblico italiano, il debito pubblico francese, il debito pubblico inglese. Tutte queste operazioni che stanno facendo sposta cioè la coperta è quella che è. Tu la puoi spostare da una parte o dall'altra. Ma rimane quella, fino a diventare quella di Linus, no? Nino, che tu ami tanto, no? Spesso ci mandi degli aneddoti su Linus. E quindi, allora, per quanto riguarda l'energia, Nino, Meloni che scrive alla von der Leyen, ti prego di fare presto perché abbiamo proprio un minuto e mezzo. Probabilmente alla fine una qualche maniera per venire incontro alle esigenze della Meloni lo troveranno. È probabile, di questo continuo a insistere, che è sperabile che fra qualche settimana con la pace in Medio Oriente, il prezzo del petrolio che scende, quindi la benzina che scende, le bollette che scende, tutto questo diventerà meno urgente. Adesso siamo sulla fase acuta e quindi si sente il dolore. O troveranno una soluzione comunque all'europea, per cui poi alla fine un compromesso si trova, oppure molto più probabilmente, se finisce la guerra e riaprono, il prezzo del petrolio scende e quindi tutta l'emergenza sulla benzina, sulle bollette si attenua, ovviamente fino alla prossima crisi, perché noi questi discorsi di oggi li abbiamo già visti 4 anni fa con l'invasione della Russia dell'Ucraina da parte della Russia. Grande urla qui e lì a destra e a sinistra, sta finendo il mondo, e poi il mondo, come sempre, non è finito. Poi il mondo fa tanti giri. Nino, sono le 16:30, ti devo bloccare purtroppo perché il tempo con voi passa più velocemente. Quando il tempo passa più velocemente, è chiaro che si sta bene insieme. E vi piacciono le metafore di Buddy Fox? Vi piacciono gli aneddoti di Nino Sunseri? Fateci sapere, scriveteci. Buddy, per te devi dirmi una cosa velocissimo. Ci piace tanto Buddy Fox, mi dicono, cerco di fare la sintesi, tanti messaggi mandano. Ma tu, perché ti chiami Buddy Fox? Vogliono sapere cosa c'è dietro questo nome. Raccontaci velocissimamente, ma proprio 50 secondi. Il film è Wall Street, è il film degli anni '80 che parla di 2 personaggi essenzialmente. Uno è Gordon Gekko, il grande speculatore, affarista, quello che si potrebbe definire oggi, adesso non mi viene in mente velocemente, uno speculatore importante americano, comunque uno che azzecca tutte le operazioni, e c'è questo ragazzo che vuole fare carriera nel mondo della finanza, della borsa, che si chiama Buddy Fox. Io ho visto il film quando avevo 16 anni, su consiglio di un amico, mi sono innamorato, già leggevo La Repubblica con Nino Sunseri e si è accentuato il mio amore per questa cosa qui. Ovviamente non sono uno speculatore cattivo, assolutamente, però l'immaginario, il sogno
soprattutto di quello che ha raccontato Nino, di questa borsa che era fatta alle grida, tutto cinematografico, mi ha affascinato tantissimo, mi ha fatto innamorare di questa materia, insomma. Bene, Ed è e stata allora coltiviamo l'ispirazione. il sogno con i piedi, sono le 16:31 purtroppo, coltiviamo il sogno il sogno con i piedi ben piantati a terra, grazie Buddy Fox e grazie carissimo Nino Sunseri. Grazie a voi, un abbraccio a Nino. Comunque, Panino il listino era la rubrica di Repubblica. e dico della osservazione di borsa su Repubblica. Quindi, come dire, rimane la tradizione che si è spostata, ma è rimasta. Sono le 16:32, prima che mi mandino via, vi devo salutare. Ciao e a prestissimo. Grazie a Un saluto. Ciao Giacomo, un abbraccio. Ciao, a presto. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Rumore. Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai, e ricorda che l'amore non colpisce. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, in grande ritardo, 16:34, Vietato morire di Ermal Meta, non l'ho scelta a caso questa canzone, è in realtà un inno contro le violenze domestiche e a difendere la propria vita, ma ci sta tutta, sapete, per quello che è successo. L'orribile rumore viene da Modena e non è un film dell'orrore, è in realtà, orribile realtà. Certo sì, è vietato morire, non è giusto, e lo sgomento, il dolore, il terrore, la rabbia prendono in queste ore e in questi giorni il sopravvento. Un'auto, l'avete visto, sapete tutti, travolge, si schianta sulla folla a Modena. Il bilancio è terribile, stiamo seguendo gli aggiornamenti, i feriti sono ancora ricoverati, sono 5, le più gravi sono 2 donne, tra cui una tedesca di 69 anni, leggo qui, alla quale sono state amputate le gambe. L'investitore è Salim El Kudri, è nato nel 95 in provincia di Bergamo, ha origini marocchine e dal 2000 è residente a Ravarino. E spuntano delle frasi shock: bastardi cristiani di merda, leggo qui, voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Non si tratta di terrorismo, dice il ministro dell'interno, non è un attentato terroristico, ma le polemiche sono altissime. Io do il benvenuto e sono molto contenta che sia qui a cercare di farci capire ancora meglio, a decifrare la percezione, il sentimento che domina in queste ore, ad Antonio Noto, direttore dell'Istituto Demoscopico Sondaggi Noto. Grazie Antonio di esserci, sei in linea? Buonasera a tutti.
Ho dovuto fare questa introduzione, perdonami, ma è necessario perché quello che è successo sta veramente scuotendo l'Italia. Il ministro Salvini ci è andato molto su, è andato netto, è andato all'attacco e dice la cittadinanza non è non è in fondo un regalo, si può revocare in questi casi. Allora, io vado diretta Antonio, come siamo sempre noi quando siamo qui in questa trasmissione, e ti chiedo qual è la percezione in questo momento e davanti tutto questo dolore, davanti questi atti così incommensurabili, la sicurezza e il costo della vita, tu ci insegni, e la salute sono tra le priorità sì degli italiani, ma qual è davvero la percezione dei cittadini? Sono disposti anche a revocare? Cioè, cosa dicono i cittadini anche sul fattore cittadinanza, per esempio, perché qui si tratta di una persona straniera, ma premesso che può succedere anche ad un italiano tutto questo, cioè non è distinta la cosa. Prego Antonio. Sì, noi abbiamo fatto dei sondaggi nei mesi scorsi, no, sul rapporto che c'è tra cittadinanza e l'essere straniero. Ovviamente quello che è successo a Modena è un altro caso, perché è un cittadino italiano, quindi non è che si può revocare la cittadinanza ovviamente che ha, è nato in Italia. Però ecco, cosa ci hanno detto i cittadini quando noi abbiamo posto una domanda? Ma se uno straniero, una volta acquisita la cittadinanza italiana, dovesse macchiarsi di un reato, cosa dovrebbe accadere? Dovrebbe essere trattato come tutti gli italiani, messo in galera e così via, ma conservare la cittadinanza italiana oppure revocare la cittadinanza italiana. Ecco, la maggioranza degli italiani ci ha risposto che in questi casi bisognerebbe revocare la cittadinanza, perché la cittadinanza è vista come una sorta di concessione, no? E quindi è una concessione che è valida solamente se si rispettano come dire, delle norme. Nel momento in cui non si rispettano le norme viene a cadere l'idea della cittadinanza. Chiaro, perché in questo caso, diciamo, il sentimento prevalente, quello che si pensa è cosa pensano i cittadini? È un problema di mancata integrazione, come la vedono? Quindi una battuta veloce perché poi altre due cose da chiederti. Sì, ma in questo momento non è che c'è una chiara percezione, no? Diciamo certo. Ci sono due fronti, c'è il fronte di chi dice appunto è un problema psichiatrico, personale, quindi può capitare a chiunque, un pazzo per strada può uccidere e non dipende tutto questo dalla sicurezza, e c'è chi dice sì, è vero che ha fatto questo, però sostanzialmente aveva anche una motivazione contro gli italiani, aveva una motivazione contro i cristiani e così via. Quindi la popolazione è un po' combattuta, diciamo, su due fronti, poi a prendere notizie attraverso i giornali, per cui c'è una parte che pensa che sia l'episodio di un pazzo, un'altra parte pensa che comunque sia un pazzo, ma motivato anche da logiche un po' diverse. E poi dall'altra parte c'è l'eroe, l'italiano, che difende e che a viso aperto si butta nella mischia e non guarda nulla, difende. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, lo rifarei Luca Signorelli, no? Quello che noi diciamo eroe, ma in realtà è quello che sta dalla parte giusta e non ha paura in quel momento e sfodera tutto il suo coraggio. Per completezza di informazione diciamo anche che tra i soccorritori ci sono stati 2 egiziani e come ben ricordato tu, questo personaggio che ha commesso questa atrocità, questa pazzia, è un personaggio schizoide, insomma, quindi diciamo il quadro è questo. Ecco, davanti all'eroe, no? Invece qual è il sentimento? Andiamo dall'altra parte. È chiaro che l'eroe è un eroe, e poi questa volta tutto quello che è successo è stato veramente, diciamo, ha avuto un valore anche simbolico molto elevato, no? È vero che c'è stato l'aggressore, l'omicida, che ha ridotto in fin di vita alcune persone, no? Però c'è stato il cittadino che ha difeso gli italiani, no? Ecco, questo difficilmente capita, cioè quando accadono queste aggressioni e così via, generalmente i cittadini hanno paura,
la prima cosa che fanno è magari chiamano il 113, ma ovviamente poi la polizia non può arrivare dopo 15 secondi. Ecco, questa volta è accaduto qualcosa di diverso rispetto alle altre volte. Sono proprio i cittadini, c'è stato in primis il cittadino italiano, poi si sono avvicinati anche altri cittadini egiziani, quindi è successo qualcosa di diverso, è qualcosa che forse dà anche un po' il senso della collettività, e questo è premiante ed è anche orgoglio per l'Italia tutto questo. Ecco, dicevo in anticipo il problema del carovita che batte forte su tutte le tavole degli italiani e della borsa della spesa, bisogna farsi i conti perché purtroppo c'è l'inflazione, c'è la crisi energetica, si parla di lockdown energetico, addirittura è un momento cruciale, difficile, e poi c'è il problema della sicurezza e quindi di conseguenza, no, della paura, del terrore. Ecco, ritorno sulla sicurezza, la sicurezza nelle nostre città, quanto incide questo anche nell'elettore, diciamo così, chiamiamolo tra virgolette emotivo, che poi emotivo non è, perché a questo punto noi diciamo, mi ci metto anche io, ragioniamo un po' tutti di pancia, no? Prima di prendere il corso della razionalità. Sì, faccio un po' anche una provocazione, cioè sicurezza zero probabilmente esiste solamente in paradiso, no? In nessuna nazione al mondo si può avere sicurezza zero, però che cosa accade? Che la percezione della sicurezza è comunque una variabile influenzata anche dalla comunicazione che si fa sulla sicurezza. Io penso in questo momento ci sia un po' un cortocircuito, nel senso che per la prima volta in Italia si è invertito un trend, nel senso che si commettono meno reati, ci sono meno denunce, ci sono meno sbarchi di immigrati, anche perché molto spesso la sicurezza è associata anche al numero di presenza di immigrati, no? Per cui il trend dei dati oggettivi, quindi non di sondaggio, dati Istat, certifica che c'è una diminuzione di tutti questi reati, quindi in teoria ci dovrebbe essere una percezione di sicurezza maggiore. Ecco, e invece non c'è ancora questo allineamento, nel senso che la popolazione non ha ancora sedimentato il concetto, cioè la verità, l'oggettività, che comunque sia i reati sono in calo, che comunque sia c'è meno ingresso di immigrati rispetto a prima, e quindi diciamo valuta ancora la sicurezza con gli stessi canoni degli anni precedenti. Però devo dire che qualcosa sta cambiando, ecco, qualcosa è cambiato negli ultimi anni, però probabilmente non si è allineato ancora questo tipo di contenuto di comunicazione con quello che si è sedimentato nella popolazione. Ecco, grazie Antonio, sono le 16:43, sei sempre molto caro e prezioso per noi. Dobbiamo lasciarci purtroppo perché oggi siamo veramente in ritardo, abbiamo tardato un po' prima e quindi il ritardo, il prezzo del ritardo, anche quello si paga. Ti aspetto qui presto per aiutarci ancora a comprendere meglio gli eventi dei nostri giorni. Grazie ancora. Grazie, alla prossima. A presto. 16:44, aspettiamo l'ultimo ospite che è Fabrizio Santori, consigliere comunale di Roma, capogruppo della Lega. Se Natalia ci rimette su un po' questa splendida canzone di Ermal Metal, noi intanto lo aspettiamo. Grazie. Ricorda l'uomo che tu diventerai, non sarà mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai, e ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai, non sarà mai più grande dell'amore che dai. Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire. Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai, e ricorda che l'amore non ti spara in faccia. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Grazie Natalia, vietato morire, sì, dovrebbe essere davvero vietato morire, ma non è caduto questo a Modena. Sono molto contenta di ritrovare oggi
comunale tutti, è un grande piacere. ecco il famoso sondaggio, no? Che è terribile. Il ministro, tu sai molto bene, ci è andato molto duro. Il premio non deve essere per forza un regalo a tutti i costi, può essere anche revocata. Vorrei un commento tuo personale e anche politico su questo. Noi abbiamo presentato una proposta di legge per revocare la cittadinanza e il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati. Questa è una proposta da sempre della Lega, chiaramente è accaduto questo fatto vergognoso a Modena e quindi ancora di più abbiamo rilanciato sulla nostra posizione. Mi dispiace che altri alleati, peraltro nel governo di centrodestra, non abbiano condiviso pienamente. Però, ripeto, fa parte del nostro programma elettorale. Salvini ha fatto bene ad attaccare su questa situazione, lo ha fatto spiegando anche in maniera dettagliata il perché la cittadinanza può essere revocata. Come viene data, se si commettono dei gravi reati può essere tolta, questo vale assolutamente in maniera completa per tutti coloro che, ripeto, nel corso di questi anni ce ne abbiamo tanti, di cittadini che poi vengono definiti di seconda generazione, italiani di seconda generazione. Se non condividono i nostri usi, i nostri costumi, se non vivono in maniera serena nel nostro paese, non possono, avere la nostra stessa cittadinanza. Quindi io sono assolutamente d'accordo su questo appello ulteriore fatto dal ministro Salvini, che chiede l'approvazione veloce di questa nostra norma. Sono delle proposte che abbiamo depositato con un disegno di legge e quindi vogliamo che sia condivisa da tutto il centrodestra. Ripeto, sono tematiche che il centrodestra le ha presentate durante la fase della campagna elettorale, stiamo parlando del 2022, e ad oggi non c'è una piena soddisfazione se questo governo continua sostanzialmente a fare quello che è stato fatto nel passato dagli altri governi. Sono molto chiaro e diretto su questa vicenda. Non una piena condivisione, lo hai detto tu, all'interno del governo, e invece la posizione della Lega è molto chiara: chi sbaglia paga, a prescindere, no, dalle origini, insomma, fosse un italiano, ma anche in questo caso di origini non italiane. Fabrizio, allora, il sindaco Gualtieri è molto impegnato, leggo qui, stavo leggendo alcune agenzie, nell'inaugurazione di un inceneritore a Roma, un cantiere, leggo, da 7,5 miliardi di euro. Ora, questo discorso della sicurezza, questo tragico fatto, ci rimanda al discorso della sicurezza nelle città, e Roma non è certo ai primi posti per la sicurezza. Con te tempo fa parlammo della stazione da incubo, no? La stazione di Roma, dell'allarme sicurezza a Termini, ci furono delle aggressioni tempo fa terribili. E come è messa Roma in questo periodo? Tu che hai la visione di Roma, perché hai avuto anche incarichi in precedenza su Roma molto specifici, raccontaci un po' come stanno le cose in capitale in questo momento così particolare. Continuano ad arrivare soprattutto dalle zone periferiche della città grida di aiuto, di dolore su come vengono trattate alcune zone che sono ormai diventate off limits, non solo quindi a Termini e all'Esquilino, dove la tematica, seppur affrontata con ordinanze che hanno definito le zone rosse, comunque continuano ad esserci dei gravi problemi che ci segnalano i comitati di quartiere, ma non solo. Tor Trepeste, ormai è diventata terra di nessuno in alcuni spazi, nelle aree delle case popolari dove avviene di tutto e di più tra lo spaccio ed altro, furti nelle macchine. I temi sono assolutamente caldi. Noi abbiamo chiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine con dei pattugliamenti, non solo presenza dell'esercito al di fuori delle stazioni, quelle più sensibili, ma un'azione costante e continua anche nello sgombero di zone occupate, così come i 23 palazzi indicati dalla prefettura. Per il momento abbiamo visto un solo sgombero ad oggi
sulla città di Roma, quindi tematiche che sono assolutamente sia di competenza del governo, ma ci sono tante tematiche che sono di competenza dell'amministrazione comunale. Il sindaco Gualtieri continua a nascondersi, non si presenta e manda sempre un delegato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, laddove si decidono le priorità di intervento sul territorio della città. Quindi noi siamo stati chiari anche presentando una mozione in Campidoglio, che come al solito non è stata condivisa dalla maggioranza del Partito Democratico, che continua a dire che la sicurezza non è una tematica di competenza dell'amministrazione. Non è assolutamente così, perché noi abbiamo chiesto l'assunzione di ulteriori agenti della polizia locale proprio per intervenire laddove è necessario con interventi di sgombero, e questo la polizia locale lo deve e lo può fare perché è parte della competenza stessa. La presenza della polizia locale in alcune zone con interventi che non sono soltanto sulla viabilità, quindi multe continue in alcune zone, ma una presenza reale anche nelle zone semiperiferiche e periferiche della città. Questo vale anche per controlli su aree assolutamente abbandonate di Roma. Allora, abbiamo pochi minuti purtroppo perché oggi siamo in un ritardo clamoroso, ma ci rifaremo presto perché il tema della sicurezza è preminente, soprattutto anche nelle grandi città. Roma è importantissima, quindi presto, se vorrai, potrai intervenire quando crederai per raccontarci ancora meglio, anche perché stavo qui vedendo, Fabrizio, dal 2000 ho seguito qualche campagna elettorale sia del centro-sinistra a Roma sia del centro-destra. Dal 2000 ora, in una battuta, tu hai guidato anche la Commissione Sicurezza Urbana di Roma Capitale. Cosa è cambiato? Una battuta velocissima. Niente, tanto, molto. Tanto questa Commissione Sicurezza Urbana non esiste più. E non mi sembra un gran segnale, perché intanto una Commissione di Sicurezza Urbana forse oggi magari era una cosa giusta, non credi, opportuna? Assolutamente sì, perché è un luogo di confronto dell'Assemblea Capitolina. Non esiste questo, c'è una delega del sindaco data a una persona appunto esterna dell'amministrazione, ma il confronto in Assemblea Capitolina non avviene sui temi della sicurezza urbana, che sono di competenza del comune, e non è stata inserita la competenza neanche sulle altre commissioni, quindi insieme ad esempio all'ambiente o alla mobilità, perché sicurezza è tutto, l'illuminazione dentro le questioni dei lavori pubblici. Quindi il tema di confronto intanto non esiste, e quindi era invece un luogo dove il Presidente, quindi a suo tempo l'ho fatto appunto dal 2008 al 2012, convocava questura tramite i commissariati, chiaramente l'Arma dei Carabinieri, cioè generava un percorso in cui i comitati segnalavano e automaticamente la Commissione ascoltava e riportava alle istituzioni competenti. Questo non avviene più, ed è già un tema non da poco, proprio per tornare sul discorso precedente, cioè del sindaco Gualtieri che ritiene che la sicurezza non sia di sua competenza e scarica tutto sul governo. È assolutamente errato questo ragionamento. Perdonami, ti chiedo in una battuta, perché devo proprio chiudere, ma ti chiedo anche di tornare per parlare di Europa, perché tu hai un incarico ora in Europa e sei membro del Comitato Europeo delle Regioni. Oggi la Confagricoltura è in gran maremoto da Strasburgo perché chiede misure all'Europa per i fertilizzanti. È un tema a parte che ti chiedo se vorrai di parlare qui, di trattarlo insieme. Una battuta: perché non si arriva ancora ad una, non dico decisione perché sarebbe prematuro, ma insomma ad un percorso di allineamento sul candidato sindaco di centrodestra? Perché da che seguo Roma, e il centrodestra è sempre in ritardo sulla candidatura di un candidato sindaco comune. Perché? Velocissimo. Questa la tematica che non riguarda solo Roma, Milano, Torino, Napoli sono le grandi città che vanno al voto il prossimo anno. O si decide un candidato ora, al massimo entro un mese, con un tavolo di confronto, o altrimenti noi siamo sempre in ritardo rispetto a chi governa la città, che è di centrosinistra. Peraltro il lancio del candidato può comportare farlo conoscere nel caso in cui si conoscesse poco rispetto alle dinamiche, e questo è avvenuto nel corso degli anni, dove all'ultimo giorno utile si presentava il candidato, magari che non conosceva nessuno, e tutto l'elettorato del centrodestra pensa e ha pensato che il centrodestra non vuole vincere nelle grandi città. Ecco, ho lanciato questo appello ai leader di centrodestra che si mettessero seduti per concentrarsi su queste dinamiche, anche perché poi a maggio ci sono le elezioni comunali e successive
penso, perché ad oggi ancora non si sa la data, ci saranno quelle nazionali. Quindi avere un ottimo risultato sulle grandi città porta alla vittoria anche del centrodestra a livello nazionale. E perché i ritardi si pagano, e quanto, Fabrizio Santori, si paga il ritardo su una città come Roma? Una battuta, grazie. Si paga molto perché stiamo parlando di milioni di abitanti, quindi è un dato che influisce sul tema poi nazionale, non solo perché poi c'è un elettorato che non può essere sempre sacrificato, cioè quello della città di Roma con dei candidati che non sono all'altezza o scelti all'ultimo minuto, o delle divisioni interne come è avvenuto nel passato. Quindi la scelta deve essere su un candidato forte che arrivi ad essere anche maggiormente inclusivo rispetto al dato elettorale dei partiti che lo compongono, e questo diventa una scelta decisiva sia per la vittoria sulla città di Roma, sia per una presenza del centrodestra che possa poi, diciamo, portare a governare la città, che è quello che tanti cittadini auspicano. E allora la velocità paga, vediamo chi raccoglierà questo invito, vediamo chi ci ha ascoltato. Io ti strappo una promessa: vuoi venire qui in trasmissione e collegarti il prossimo martedì? Possiamo continuare a parlare di Europa e di Roma, sono due cose non slegate. Vedi tu, facci sapere, e intanto ti saluto e ti ringrazio. Grazie, è un piacere, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie. A presto, grazie. 16:57, vi lascio, speriamo di avervi dato tante notizie nel rumore del momento che supera ogni notizia purtroppo, e vi saluto, vi abbraccio e vi aspetto martedì prossimo se vorrete ore 16, Pop Economia Rumore, naturalmente su Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato Pop Economia.